Siamo con il sindaco di Romana, Giannetto Piga, al quale chiaramente chiediamo qual è la sua opinione in merito a questo nuovo progetto che coinvolge tanti comuni della provincia in questo primo Festival delle Arti in Sardegna. Intanto c'è da esprimere delle parole, sia di ringraziamento ma soprattutto di apprezzamento del lavoro dell'amministrazione di Montelimone Roccadoria e in particolare del sindaco Antonello Masala, che ha portato avanti questa iniziativa e dà ancora respiro alle potenzialità che sono tutte da percorrere, nell'ambito culturale, ma soprattutto nella valorizzazione delle risorse del territorio. E noi siamo sempre qui e siamo naturalmente in compagnia del signor sindaco. Tra l'altro questo credo sia il secondo paese più piccolo della Sardegna, perché il primo è Baradili. Esatto, Baradili, che è ugualmente un centro che io conosco abbastanza bene, un centro storico meraviglioso, insomma è come noi e noi come loro, voglio dire, stiamo approfondendo e comunque mandando avanti le nostre tradizioni e valorizzando il nostro centro storico e comunque le nostre possibilità di incremento turistico, tra le quali vi ricordo appunto Quella di ottobre, certo. Quella di ottobre, che è una manifestazione che praticamente siamo quasi unici Sardegna a farla, che è una manifestazione sportiva, appunto valorizzando le nostre rocce, nella quali praticamente tutti gli sportivi sardi e non vengono qua per passare 1 o 2 giorni ad arrampicarsi nelle nostre rocce, quindi manifestazione di arrampicata sportiva o free climbing, così come è conosciuto. Sicuramente è un grande territorio questo, piccolo paese ma grande territorio. Ho visto degli spazi molto belli, credo valga la pena di venire qui a vederli. Sicuramente, invito tutti a venire al nostro paese, insomma come tutti i piccoli paesi della Sardegna, insomma con onore, con orgoglio, così tenuti, quindi anche come dire, salvaguardandoci un attimino la nostra identità, tenendo insomma con tutti i costi che ci possono comportare come lavoro, quindi si è costretti a vivere qua, viaggiando, insomma con tutti i sacrifici, però sicuramente è un attaccamento alla nostra terra che insomma continueremo a valorizzare e ad onorarci di farlo, insomma, ecco. Ma cosa significa poi, essere un sindaco di un paese così piccolo, perché lo ripetiamo, 130 abitanti? Bene, quanto possa essere sembrare facile, per quel che riguarda appunto il numero degli abitanti, tutto questo ha un risvolto di una medaglia, tant'è vero che noi, ma non solo io qua a Monteleone, ma tutti i colleghi penso dei piccoli centri abbiano diversissime problematiche, anche perché siamo sotto l'occhio di tutti, siamo come dire quotidianamente controllati tra virgolette dai nostri cittadini, che insomma sia per bene che per male danno delle indicazioni nelle quali noi non possiamo comunque evadere, al contrario di grossi comuni nei quali insomma tutti gli apparati tecnici e comunque amministrativi dei vari comuni non permettono questo dialogo così diretto con la persona che è il sindaco, e quindi noi insomma non lo sentiamo solamente come un peso istituzionale, ma sicuramente anche come un peso molto familiare, un peso nel quale non possiamo fare a meno di poter come dire, essere incisivi nelle varie situazioni, quali possono essere le povertà, quali possono essere i problemi familiari, quali possono essere le strade e via via, insomma tutti i problemi che un'amministrazione comporta, dalla luce a tutto quel che riguarda. E appunto ripeto, abbiamo un peso molto più grosso, che è quello per avere il contatto diretto con le persone, e quindi dobbiamo dare conti subito, come il suol dire, e in caso contrario la gente insomma è molto attenta a poter dare un giudizio positivo o negativo a seconda di quello che può succedere insomma in un piccolo paese.
location meravigliosa, siamo ai piedi del vecchio castello di Monteleone Roccadoria e qui con me c'è un famosissimo ormai architetto sardo che tutti conosciamo, Gianni Gallus, che oggi ci illustrerà qual è insomma un progetto molto molto interessante che si chiama Castra Sardinie. Raccontaci un po' di cosa si tratta, Gianni. Esatto, Castra Sardinie è un progetto che ha l'ambizione di mettere in rete i castelli della Sardegna, sia i castelli quelli conosciuti, dunque con evidenti tracce murarie e materiali, sia quelli che ancora oggi sono esclusivamente siti di cui si sa essere in periodo medievale contenere i castelli. Il progetto annovera ben 79 castelli censiti dal team che è formato dalla mia persona, dall'archeologo medievista Luca Sanna e dall'archeologo medievista Franco Campus. Sono tanti di più i castelli poi che faranno parte di questo progetto. Sì, perché un censimento fatto in un libro da un professionista li annovera 127-130 castelli. In ogni caso iniziamo praticamente con questi castelli in quanto sono visibili, sono censiti come territori e abbiamo avuto già la prima adesione da parte delle 8 province della Sardegna in occasione di un'audizione che noi abbiamo fatto 2 anni fa nell'UPS, Unione Province Sarde, che ha deliberato all'unanimità la partnership praticamente di questo progetto. Una coesione di intenti tra pubblico e privato è finalmente possibile in questo campo soprattutto? Sarebbe auspicabile in quanto le risorse attualmente a disposizione sono abbastanza esigue, il progetto annoverando tanti castelli bisognerà sicuramente di grandi risorse economiche, ma le risorse economiche non sono solo il solo obiettivo, sono anche la creazione e la valorizzazione delle nostre imprese sarde attraverso una serie di corsi di formazione mirati al restauro monumentale. Dunque le nostre imprese sono pochissime quelle titolate a tale mansione e utilizzando proprio questi cantieri particolari che sono appunto i castelli della Sardegna in fase di restauro. Oltre a loro abbiamo l'ambizione di formare anche figure professionali utilizzando le giovani laureati nei vari settori, dall'artistico agli architetti, i geologi, gli archeologi e quant'altri possano essere veramente i futuri protagonisti di questa gestione dei beni culturali. Il progetto comunque proseguirà con la definizione di un protocollo d'intesa che verrà redatto provincia per provincia con i comuni di appartenenza territoriale, sino ad arrivare chiaramente alla regione che sarà poi il fulcro da cui di connessione con tutti quanti i territori della Sardegna e i comuni. È vero, è molto ambizioso, però sicuramente avrà un futuro positivo. Beh, anche perché in un periodo di crisi come questo probabilmente sarebbe una via d'uscita interessante da scoprire e forse anche una sfida, no? Certo che lo è, anche perché una volta tanto i beni culturali sono una grande risorsa, però sicuramente messi in rete, dunque creando questi percorsi che attiveremo già da quest'estate peraltro, perché andremo a far conoscere in alcune aree della Sardegna proprio monumenti ai più sconosciuti. Un'altra parte di cui vorrei parlare è proprio che la prima fase è quella dell'informazione, dell'educazione storica dei nostri giovani. Cioè grandissima parte dei nostri giovani non conoscono la realtà medievale della Sardegna. È una risorsa da sfruttare, quindi vediamo se ci riusciamo. Ma io penso proprio di sì, i segnali sono molto positivi. Oltre alle 8 province sarde abbiamo avuto le adesioni delle soprintendenze, abbiamo avuto l'adesione dell'Istituto Castelli d'Italia come grande patrimonio di conoscenza, abbiamo avuto adesioni anche, torniamo al discorso che lei faceva prima, anche private, per esempio ci sono un paio di società private che si occupano di restauro che hanno aderito a questo progetto. L'adesione poi comporta logicamente anche un impegno non solamente temporale ma anche economico. Un altro grande partner del nostro progetto sono le ferrovie della Sardegna, le quali mettono a disposizione tutte quante le stazioni, dalle principali anche i famosi caselli ferroviari con il trenino verde, per cui il trenino verde potrà, e speriamo da quest'estate, annoverare la settimana della cultura medievale
all'interno del quale insomma, potremo anche utilizzare questo straordinario percorso diciamo ferrato. È una valida alternativa, quindi, no? Che ci può far percorrere tutti i vari sentieri che oggi sono quasi sconosciuti e che sia al turista che al cittadino sardo danno proprio l'idea di quello che era anticamente il nostro territorio e le vie che ormai oggi non ci sono più. Esattamente, sì, proprio, tra l'altro abbiamo il privilegio di avere un sito straordinariamente importante. La Sardegna annovera dalla sua millenaria storia prenuragica e nuragica, la sua millenaria storia romana, in alcune parti fenicio, punica romana, per la prosecuzione del Medioevo. Ci sono tantissimi siti incastellati che sono a ridosso per esempio di testimonianze straordinarie, diciamo prenuragiche e nuragiche, addirittura alcuni che ricalcano lo stesso sito, che ricalca la storia stratificata a livello sotterraneo. Per cui credo che questo progetto con la dovuta cautela anche possa pretendere di avere delle risorse con un progetto che a questo punto potrebbe essere annoverato come regia regionale, itinerario regionale del Medioevo, e poi la partecipazione di 79-80 comuni inizialmente, insomma una grande forza sociale, d'opinione anche politica. Gianni Gallus, un'ultima domanda prima di lasciarti. Tu sei qua chiaramente in veste di esperto, di architetto, ma a quanto mi dicevano anche in veste di cuoco, perché stasera alleterai e farai degustare la tua specialità. Raccontaci un po'. Questa non me l'aspettavo, sì, è vero. Stasera faremo chiaramente le carni nostre, sono poche ma sicuramente straordinarie. La pecora, stasera farò queste 2 pecore con a cassola, con un'aggiunta di una spezia un po' particolare. Una è la sarmida, dunque il timo serpillo selvatico, l'altra invece è l'aggiunta del sasava. Sasaba, ovvero quella che normalmente viene utilizzata per i dolci, che viene chiaramente cautamente miscelata al vino e all'acqua, diciamo, di cottura, dà un gusto particolare all'alimento, e ho visto che nelle passate edizioni, non a Monteleone Roccadori, a Boro, in altre parti che mi è stato chiesto, è stata molto gradita. Speriamo stasera di avere lo stesso significativo risultato. Signori, io assaggerò e poi vi farò sapere.